Anche quest'anno, durante la stagione estiva, il Veneto assicurerà ai suoi turisti le migliori condizioni possibili per la balneazione. Le spiagge della regione hanno conquistato la bandiera blu praticamente ovunque e il litorale, costantemente monitorato dagli esperti dell'ARPAV, l'Agenzia regionale per la tutela e protezione dell'ambiente, dimostra un ottimo stato di salute. La buona notizia è emersa in occasione del convegno intitolato 5 anni di iniziative regionali per la tutela del mare, ospitato in Fiera a Padova nell'ambito della Settimana dell'Ambiente Veneto, che dal 16 al 24 marzo ha permesso a molte scolaresche di visitare una cinquantina di siti dedicati alla tutela del rischio idrogeologico, alla gestione del patrimonio idrico o al recupero dei rifiuti dislocati in tutto il territorio regionale. Negli ultimi anni la situazione delle acque è sempre stata in netto miglioramento. All'apertura quest'anno, per esempio, della stagione balneare, tutte le spiagge sono aperte e la classificazione negli ultimi anni ha sempre dimostrato che il 90% dei punti delle stazioni di controllo nelle acque venete sono tutte classificate come eccellenti. Il restante 10% si divide tra buone e sufficienti, per cui un'ottima situazione del mare veneto. Durante l'anno ARPAV effettua sia i controlli sulle acque al largo per i controlli ambientali, sia i controlli durante la stagione balneare per le acque destinate alla balneazione. Durante tutta la stagione vengono fatti controlli regolari per eventualmente monitorare eventuali uscite dei parametri di legge e per fare eventuali chiusure in corso di stagione in situazioni anomale. E non c'è da temere neppure per il pericolo della comparsa di alghe tossiche. Le alghe sicuramente sono un elemento naturale del mare e vengono fatti sempre per la balneazione controlli sulle alghe potenzialmente tossiche, tra cui c'era l'Ostriopsis, che era la famosa alga che aveva creato problemi a Genova nel 2005, e ad oggi il Veneto resta una delle poche regioni in Italia dove non è mai stata riscontrata l'alga. Non solo la tutela del mare, realizzata dalla Regione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto, l'Università degli Studi di Padova, l'ARPAV, l'Unione Veneta Bonifiche e l'ARGAV, la Settimana dell'Ambiente Veneto ha ospitato, in sinergia con SEP, il Salone Internazionale delle Tecnologie per l'Ambiente, una ventina di momenti di approfondimento relativi a temi strategici quali la gestione delle emergenze ambientali, l'inquinamento atmosferico, lo sviluppo delle energie alternative e le attività di bonifica. La giornata di oggi innanzitutto, la giornata di oggi per noi è importantissima perché vede e vuole rilanciare i consorzi di bonifica sia veneti che nazionali su una strada diversa che è l'innovazione. L'innovazione perché l'innovazione è ciò che è più importante per poter dare quelle risposte al nostro territorio. Poche realtà come l'Italia, ha spiegato ancora Romano, sono state plasmate dalla continua ed efficace opera di bonifica che ha sicuramente creato le basi per lo sviluppo di un paese oggi però profondamente cambiato a causa di una urbanizzazione spesso indiscriminata che in concomitanza con l'avvenuto mutamento dei fenomeni climatici contribuisce all'aumento del rischio idrogeologico. Emerge dunque con forza l'importanza della gestione della risorsa acqua per il territorio, l'ambiente, l'agricoltura. Ricordo sempre che il Veneto è per 1/3 sotto il livello del mare, per cui senza le quasi 400 idrovore dei consorzi di bonifica qualsiasi piccolissima pioggia significherebbe allagamenti certi e sicuri. Per cui la manutenzione che i consorzi di bonifica fanno tutti i giorni, costantemente, per 365 giorni all'anno, portano a far sì che questo non avvenga. Per cui il problema non è concentrato su un'area ma è generalizzato su tutto il Veneto, perché poi c'è l'altra faccia della medaglia che abbiamo visto l'anno scorso, la siccità. Gli investimenti futuri andranno dunque a potenziare o a creare nuovi bacini di accumulo che sono fondamentali anche per la laminazione delle piene e a sperimentare nuove applicazioni tecnologiche. Innovazione significa ad esempio la duplice funzione, anzi la triplice funzione dei consorzi di bonifica, per cui noi sui canali che portano via l'acqua, sui canali che d'estate riportano l'acqua in agricoltura, li usiamo per ad esempio le microcentrali idroelettriche per produrre energia elettrica pulita. Innovazione significa ad esempio i pozzi bevitori, cioè aree in cui l'acqua superficiale viene buttata in profondità e questo aiuta non solo l'agricoltura ma anche tutta l'azione di ricarica delle falde, che poi ricordiamoci le falde sono anche le situazioni che aiutano gli enti l'acquedotto e quindi l'umano.